Comunque vale la pena fare un controllo perché potrebbero esserci gli elementi per riscuotere qualche soldo, insomma, non in maniera esagerata. Lei con la pensione, anche solo al trattamento minima, supera abbondantemente i 5.000 euro. Quindi lei, se non diventa inabile assoluta e avesse diritto all'indennità accompagnamento, lei non prenderebbe altro. C'è da stare attenti perché, ad esempio, una pubblica dipendente che sceglie l'opzione donna ci rimette parecchio, perché se ha, ad esempio, iniziato prima del 92, ha la prima quota di pensione importantissima, anche nel settore privato, ma più nel settore pubblico. Quindi bisogna stare attenti a scegliere l'opzione donna. Una delicatissima precisione, sempre, lo chiamavamo il computer, scherzavamo qui a ore 13, insomma in questi anni insieme abbiamo imparato a conoscere Lorenzo Zanata. Buongiorno e ben ritrovati a tutti, sapete, ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, purtroppo è mancato, era un amico di tutti, era un amico del nostro gruppo, insieme a lui abbiamo collaborato per fare una corretta informazione in questi anni. Saluto e ringrazio Paolino Barbiero, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Segretario dello SPI CGIL Pensionati Treviso, Luisa Dalbrollo. Buongiorno. E Ivana Francescotto, ben trovate. Paolino, che diciamo? Diciamo che purtroppo lunedì 19 novembre è venuto a mancare un grande uomo, una grande persona. Noi siamo addolorati, ancora non ce ne capacitiamo di non avere più Renzo come lo chiamavamo tra di noi. Quindi noi stiamo predisponendo una commemorazione pubblica che faremo venerdì 14 alle ore 15 nell'auditorium della CGIL di Treviso in via Dandolo, proprio per dare la possibilità a tutti quelli che l'hanno conosciuto e che hanno avuto con lui la possibilità di misurarsi sulle sue capacità tecniche ma anche umane, di partecipare a questa riunione. Poi si potrebbe dire tante cose su Renzo, ma lui era uno sempre che ci diceva stiamo all'essenziale, guardiamo il problema e proviamo a risolverlo. Noi dobbiamo molto a Renzo perché ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato a studiare, ci ha insegnato a rispettare tutte le persone che vengono da noi e che hanno bisogno d'aiuto, ci ha insegnato a rispettare le istituzioni, in particolar modo l'INPS, ricordandoci sempre che noi siamo i soci di maggioranza all'INPS, quindi dobbiamo aiutarlo a far sì che faccia bene il suo lavoro, che è quello di garantire le tutele previdenziali e assistenziali a milioni di persone, e questo suo insegnamento ce lo porteremo sempre nel cuore. Grazie Renzo. Barbiero, posso aggiungere una cosa? Vi mancherà davvero una persona di una competenza sterminata? Ci manca davvero, non solo a noi, perché poi lui aveva rapporti anche a livello regionale, a livello nazionale, cioè le questioni più delicate che nessuno voleva prendersi in mano, Renzo era il primo a dire no, ci provo io, andiamo fino in fondo, guardiamo nelle pieghe delle norme, guardiamo poi anche nelle sovrapposizioni delle norme che i vari governi hanno fatto. Lui aveva sempre il suo librone, il suo computer, gli articoli sui giornali, e devo dire che ci sono centinaia di persone che devono ringraziare Renzo, perché senza il suo impegno molto probabilmente non sarebbero andati in pensione e non avrebbero avuto degli adeguamenti alla propria pensione. Noi abbiamo imparato tante cose, ma lui indubbiamente era la somma di tutte le cose che abbiamo imparato, e dovremmo studiare come ha fatto lui per far sì che il patrimonio che ha costruito nel tempo in termini di saperi non venga disperso per lo SPI e per la CGIL tutta assieme. È commosso Paolino Barbiero, giustamente, come tutti i colleghi collaboratori. È giusto ricordare Lorenzo Zanata, che insieme a noi ha lavorato appunto in questi anni. Luisa, Ivana, dite qualcosa anche voi? Ricordavate un episodio? Sono abbastanza emozionata per averlo visto, perché Lorenzo è la persona che dopo mio marito io vedevo ogni mattina e con lui appunto si discuteva sempre dei problemi che c'erano. Comunque io devo ringraziare Renzo perché mi ha trasmesso il piacere della partecipazione,
è legata alla partecipazione, quindi l'informazione, la conoscenza e quello che mi diceva sempre, cioè prima prova di fare le cose, ma se non sei sicura non sparare lì, ci informiamo, ne discutiamo e poi possiamo dare le risposte che le persone si meritano. Quindi ecco, io devo ringraziarlo e come ha detto Paolo, tantissime sono le persone che lo devono ringraziare, certo, proprio per questo. Certo. Ecco, è una persona che mi mancherà veramente. Grazie. Ma io ricordo all'ultimo congresso che il direttore dell'INPS lo ha, come dire, ha esaltato la sua figura in una maniera che ci ha resi orgogliosi tutti noi. Diceva, il direttore dell'INPS diceva: dovete essere orgogliosi di avere una figura come Lorenzo. Alla fine ovviamente sono andata a congratularmi con lui perché era talmente modesto che si rimpiccioliva di fronte a un complimento. Bene, ho detto: Lorenzo, davvero le congratulazioni, siamo davvero orgogliosi, e a questo punto ho detto: santo subito Lorenzo, perché non dimenticherò mai il sorriso così divertito di questa affermazione. Perché dicevo così? Perché a lui ci si rivolgeva di fronte ai problemi più gravi, lui era quello che trovava la soluzione, in ogni caso, ecco, dipanava le matassi aggrovigliate, tanto che io lo chiamavo il Santa Rita. Il Santa Rita è noto che fosse la santa delle cause perse, certo. Ci si rivolgeva, ecco, a Lorenzo ci si rivolgeva quando le situazioni erano davvero gravi. Resterà nel nostro cuore davvero come una persona indimenticabile. Beh, era giusto appunto che insieme ricordassimo Lorenzo Zanatta. Un grandissimo abbraccio ai suoi cari e alla sua famiglia, e come avete visto i suoi collaboratori, ce ne sono molti altri, molti che grazie a lui, come ricordavate bene, sono andati in pensione, che qui era giusto, insomma, dedicare questa parte della nostra trasmissione per ricordare Renzo Zanatta. 0422 16 26 798 se volete intervenire, chiamare e porre domande, appunto perché, lo avete poi visto, finanziarie e pensioni è il tema di questa chiacchierata che faremo insieme, perché dobbiamo capire a che punto siamo, giusto? Intanto Salvini assicura: nessun rinvio di quota 100 parte a inizio 2019, è giusto? È così? È quel che ci avete capito? Questo è quello che dichiarano, però per capire se quello che dichiarano corrisponde al vero dobbiamo attendere la firma del Presidente della Repubblica sulla legge finanziaria. Erano partiti dicendo che entro novembre facevano la legge finanziaria per dimostrare di essere più precisi e più bravi dei governi precedenti che magari arrivavano a ridosso di Natale. Se va avanti così ho l'impressione che neanche a Natale riusciremo ad avere un testo firmato e poi su quel testo fare l'analisi come facevamo con Renzo, in modo di fare poi una pubblicazione sul nostro giornale e venire anche qui a inizio gennaio a dire questo c'è, questo non c'è, quello che c'è ha delle condizioni di accesso, quello che non c'è magari tentiamo di spiegare cosa è successo nella discussione parlamentare. E questo ci preoccupa molto, anche perché sostanzialmente abbiamo capito che ci doveva essere una finanziaria in cui la capacità di spesa stava dentro al 2,4 nel rapporto tra deficit e PIL. Ora sta cambiando. Adesso siamo già all'1,9, ma continuano a dire che non sarà così, molto probabilmente avremo qualche sorpresa. Questa mattina apriamo i giornali e vediamo questa nuova tassa sulle auto e vediamo già le case automobilistiche che dicono così calerà il mercato, sapendo che la crescita del PIL degli ultimi anni è stata proprio collegata all'incremento delle vendite dell'auto e di tutto poi l'indotto che gira attorno all'auto. Dall'altra parte noi abbiamo già cominciato a segnalare che se fanno questa operazione ci saranno tagli sull'occupazione, quindi invece di avere più lavoratori ne avremo meno. Questa operazione sul mercato dell'auto? Certo. E poi ricordo anche che l'operazione sulla questione dell'auto e della benzina in particolare, quella che ha scatenato i gilet gialli, che poi hanno omologato la lista delle richieste fino ad arrivare alle dimissioni di Macron. Lo dico perché se ne parla poco, ma guardate che la benzina, il gasolio alla pompa è cresciuto, dovevano diminuire. E in Francia manifestano per una benzina che costa molto di meno, di meno, non molto, diciamo, magari però di meno rispetto all'Italia. In Francia sono partiti per quello e sono partiti sulla tassa della divisione dell'auto, cioè sulle cose che
assomigliano molto a quelle che abbiamo letto questa mattina, solo che dopo sabato, vedendo questo popolo che si aggrega, in alcuni casi anche con situazioni che rappresentano segni di violenza e di devastazione che non vanno assolutamente bene per quanto ci riguarda, ma che però alla fine hanno allungato una lista. E tra l'altro tutto questo succede dentro a un quadro, c'è questa combinazione sulla maggiore pressione di tasse sull'auto e sul fatto che hanno tolto la patrimoniale. Quindi alla fine vai a tassare quelli che magari usano l'auto per andare a lavorare, per prendersi un po' di reddito, magari, no? E vai a ridurre la patrimoniale di chi di soldi ne ha a bizzeffe. Guardate che è la stessa cosa anche qui, perché la flex tax, anche se per ora è stata fatta solo fino a 65.000 euro, sì, quindi una parte minoritaria, ma la prospettiva è quella di farla anche sulle altre fasce di reddito. Se poi ci aggiungiamo i condoni nascosti con altri nomi, non è che siamo molto distanti. Allora, prima della pausa pubblicitaria vorrei sentire la telefonata, ci segnalano, ce n'è una già pronta, 0422 1626 798, ve lo ricordo. C'è una novità poi interessante sul fronte dell'imprenditoria, delle infrastrutture. Sì, quota 100, infatti ci arriviamo. Tra l'altro vi anticipo che questa sera 20:10 ospite Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, quindi in questo momento capirete che è molto importante, no? C'è uno scontro serio con il governo, cioè quindi il governatore Zaia difende gli imprenditori, Salvini dice io penso più agli operai dipendenti, insomma, quindi quando viene attaccato dal presidente nazionale Boccia, quindi è particolarmente interessante. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego signora. Turco. Chiedo perdono se da questi argomenti molto interessanti io ritorno sulla figura di Lorenzo Zanata. Va benissimo signora, prego. Molto addolorata, lo conoscevo da un po' di tempo, una persona molto competente e umile, gli riusciva a spiegare nozioni pensionistiche di non facile comprensione, con una semplicità unica. Credo che abbiamo perso un punto di riferimento di non facile Costituzione. Ringrazio la CGIL perché ci ha dato questo uomo. Ringrazio Lorenzo. Ciao Lorenzo. Grazie signora, un forte abbraccio. Vita la signora Vita. Grazie davvero, ci rivediamo tra pochissimo, pubblicità. Quello importante. Allora, ore 13, torniamo in diretta, finanziarie e pensioni, quindi ricordatevi, approfittate nel 0422 1626 798 per chiamarci. Vi faccio vedere un altro articolo in queste ore, Messaggero invece era online con il sottosegretario Durigon, che dice nel 2019 si potrà uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi. È questo, vero? Sì, ecco questo. Luisa, adesso ne parliamo e appunto questa quota 100 che deve essere confermata, stiamo aspettando cosa conterrà la manovra, anche sul fronte della perequazione ci sono novità? Sì, l'adeguamento siccome siamo a dicembre e con l'inizio dell'anno nuovo le pensioni devono essere adeguate in base all'inflazione prevista, e chiaramente siccome le pensioni vengono pagate i primi giorni dell'anno, l'INPS sta già predisponendo tutti gli adeguamenti sulla base di una nota che è uscita e che sostanzialmente la nota dice questo. Per l'anno in corso, dove era stato preventivato un'inflazione dell'1,1, a consuntivo si è registrato l'1,1, per cui non saranno sottratti soldi come è successo nel passato ai pensionati rispetto alla pensione percepita, o non ne saranno aggiunti come succedeva in alcuni casi quando rispetto alle previsioni l'inflazione era più alta. È stato stabilito che per il 2019 l'inflazione programmata è dell'1,1 e quindi l'INPS sta preparando gli aumenti sapendo che fino a 3 volte il minimo ci sarà il 100% dell'1,1. E poi ci sono le fasce collegate all'aumento della pensione, c'è una fascia al 95% dell'1,1, c'è una fascia al 75% mi pare e una al 50%. Queste fasce sono migliori rispetto a quelle esistenti adesso perché le avevamo definite come sindacato ancora con il governo Letta. Tra le varie cose che leggiamo sui giornali
ci sembra di capire che questo governo non ha intenzione di mantenere fede a quanto il sindacato ha concordato con Letta, ma di lasciare le fasce attuali. Lasciando le fasce attuali vuol dire che non ci sarà il 95, il 75, il 50, ma sarà più bassa la rivalutazione. Per l'aumento, diciamo, al costo dell'adeguamento, esatto, piccolo adeguamento al costo della vita. Su questo noi abbiamo già fatto presente al governo che sarebbe ridicolo un'operazione di questa natura, perché mentre magari fanno questo, non mantengono fede al taglio sulle pensioni d'oro, perché nella finanziaria questa cosa non ci sarà, dovranno fare un altro provvedimento, cioè dovranno sempre fare. Qui bisogna distinguere tra quello che sarà esigibile il 1° gennaio da quello che invece è fumo arrosto e alla fine non sarà. Attenzione anche al modo della perequazione, certo. Guarda, la stessa cosa, quella dei 42 anni e 10 mesi. 42 anni e 10 mesi sono sostanzialmente la situazione attuale di adesso, che al 1° gennaio dovrebbe salire a 43 anni e 5 mesi. Allora, qui dicono blocco l'attesa di vita, quindi tutti contenti, poi vai a vedere, però c'è una finestra di 3 mesi. Siccome c'è la finestra di 3 mesi, cosa vuol dire? Che alla fine dei 5 mesi di scatto loro formalmente mettono il titolo blocco l'attesa, si va in pensione con 42 anni e 10 mesi. Poi se ci sono 3 mesi di finestra, se io aggiungo i 3 mesi vado a 43 anni e 1 mese, quindi 2 mesi in meno. Di cosa stiamo parlando? Poi alla fine andiamo a vedere che non c'è solo il problema del blocco dell'attesa di vita rispetto alla pensione anticipata, ma anche rispetto alla pensione di vecchiaia, quella che quest'anno è a 66 anni e 7 mesi. Beh, su questa, dal 1° gennaio 2017, sono 67 anni. Allora, se si preoccupano tanto di fare i 62 anni con i 38, potrebbero benissimo dire smettiamola di andare oltre i 66 anni e 7 mesi di vecchiaia. Di adeguare, no? Okay? Perché poi, alla fine, si tenta di smontare la Fornero dentro la slogan che non saranno tali, perché l'adeguamento delle aspettative di vita resta, certo, no? Ma tranne quella finestra che abbiamo visto, che poi è breve. Resta per quelli di vecchiaia, quindi andranno a 70, cioè per tutti quelli che non raggiungeranno i 38 anni di contributi. Certo. Allora, poi devo chiedere una cosa sull'app social, perché ci ha chiamato un telespettatore nei giorni scorsi per capire se sono novità. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io la sento. Prego signora, ci dica tutto. Grazie mille, complimenti per la trasmissione prima di tutto. Grazie signora, prego. Io mi trovo in una situazione di grandissima difficoltà, non so cosa fare. Io, se posso spiegarle, penso Todi mi potrà anche aiutare. Sì. Io ho sempre lavorato, sono qua in Italia da 26 anni, metti. Ho lavorato, purtroppo mi è capitato un cancro, ho avuto una disabilità di 80%, ho continuato a fare un part-time, ho questa 80%, va bene, sono così confusa che non so se l'ho detto o no. Sì, sì. Ricevo 2 anni fa, mi pare, una lettera dell'INPS che ho superato il reddito e che dovevo restituire i soldi. L'anno scorso, io ai primi dell'anno scorso, sono andata all'INPS di San Donà, abito a Marcon, e sono andata là. Il signore che era là mi ha fatto firmare una carta che mi trattenevano 60 euro al mese per questo. Ho continuato a lavorare, ma a me nessuno mi ha detto che il TFR verrà considerato come reddito. Io le dico, ho guardato anche, i miei figli su internet, e i pareri sono, non so, chi dice che non viene considerato come reddito, chi dice che viene considerato come reddito. Al lavoro ho chiesto a quella che faceva le paghe e ha detto no, perché ha una tassazione a parte, separata. Io vedendo che dall'anno scorso, marzo mi pare che era, io ho firmato sta carta ma non mi ha dato niente in mano, ma la carta io l'ho firmata, ho anche testimoni che ero là non da sola, nel frattempo non mi è arrivato niente a casa, dico forse hanno ragione quelli che dicono che il reddito che il TFR non viene considerato come reddito. Quest'anno, il 24, qualche giorno fa, 24 novembre, ricevo un'altra lettera. Io ho lavorato là fino ad aprile 2016 perché praticamente hanno fallito.
e giustamente mi hanno dato il TFR che mi competeva per quest'altro periodo e adesso io devo dare 6.700 perché praticamente sono per 2 anni, ma io voglio precisare, non ho nessun reddito, non ho proprietà, io voglio dare questi soldi indietro, ma come faccio in questa situazione? Sono andata a San Donato Chiave. È chiaro cosa è successo, è molto complicato, infatti io le volevo chiedere se per caso lei aveva chiesto all'azienda, diciamo, il TFR, allora poteva essere in qualche maniera per qualche errore cercassero di tassarlo, non lo so. Allora, adesso forse... quando mi hanno dato sto TFR io ho pagato le tasse su questo TFR. Allora aspetti signora, credo Barbiero poi le voglia dare un consiglio più che altro, aspetti perché poi è complicato, se no dovremmo vedere le carte ovviamente. Cosa devo fare? Ma non è la prima volta. Io adesso a dicembre non ho preso niente, io certo, non so certo. come spiegare. Però, qua non è il problema di cosa prende adesso, il problema è di quando è maturato diciamo, il reddito che percepiva dall'INPS con il reddito suo. Poi è chiaro che se l'INPS si accorge va a fare conguagli e la situazione della persona è cambiata perché ha perso il lavoro e non ha reddito, scoppia questo problema. Però qui bisogna partire dall'inizio e verificare se l'origine della questione ha una sua valenza oppure no, perché non è detto che l'INPS abbia, come si dice, agito correttamente, perché magari ha letto il reddito complessivamente perché non è stato distinto il TFR, però qui siamo nel campo delle ipotesi, nel senso che non possiamo dare risposte precise non avendo il tracciato della documentazione del suo percorso. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi a un patronato. Se lei è San Donato, se vuole venire rispetto a quelli che gestiamo noi, quello più comodo è a Motta di Livenza, bisogna prendere tutte le carte e fare un lavoro approfondito, perché così è molto complicato dare una risposta. Ma andare al posto dove io facevo la dichiarazione dei redditi tutti gli anni a Mestre, non posso andare sempre allo stesso posto? Sì, può andare anche là, però bisogna prestare attenzione perché la dichiarazione dei redditi la fa il CAF e agisce sul sistema fiscale complessivo, mentre invece le partite anche di compensazione con l'INPS è sempre meglio andare a un patronato, perché è il patronato che ha tutti i saperi complessivi per analizzare a fondo, o quantomeno deve esserci un concorso di analisi tra la struttura che segue la partita fiscale e la struttura che segue la partita previdenziale. Cioè il consiglio che dava Barbiero venga anche nella zona di Trevigiano, Motta di Livenza, può essere più vicina, oppure va dove è andata l'altra volta, da un patronato chiunque. Che sia il patronato. Signora, la salutiamo, in bocca al lupo, ci faccia sapere. Grazie, buona giornata. Se no non possiamo stare troppo tempo, abbiamo altri casi, ma comunque ecco, questo è il consiglio importante, lo segua, si rivolga al patronato. Luisa, cosa possiamo aggiungere che dicevamo poco fa? Opzione donna, ma ci arriviamo dopo, questo cos'era? Quello che ho fatto vedere prima? Lei. Leggevo appunto quello che ha anticipato Barbiero appunto, e come diceva lei dal Messaggero il discorso che vorrebbero, cioè, propongono di tenere l'età come quest'anno, quindi non fare scattare la speranza di vita, ma appunto con la finestra che metterebbero in effetti c'è proprio un aumento di 3 mesi, però c'è, insomma. Quello invece dove è confermata che l'età per la vecchiaia sarà 67 anni, quindi di qua non ci scappiamo. Poi appunto con il discorso della quota 100, ma cioè, quello che si sa, i 32 anni, i 62, i 62 e i 38, e quindi anche bisogna qui c'è la vedere. finestra, Anche nelle notizie stamattina dicono che c'è la finestra di 3 mesi, poi qui c'è una finestra cosa vuol dire? Che solo per quel periodo. Se tu oggi hai 38 anni esatto. e 62 anni devi comunque aspettare 3 mesi, certo. Questa è la finestra. Poi tra poco scopriremo che la finestra non sarà di 3 mesi ma sarà di 6, perché alla fine, siccome devono spostare in avanti per stare dentro all'1,9, troveranno questi artifizi e nel frattempo diranno che hanno superato la legge Fornero, quando invece questa cosa qui rischia di sovrapporsi in modo pericoloso e complicato con l'APE social e l'APE precoce. Perché? Dicono che fanno la proroga, ma si poteva agire su quel versante tentando di allargare la platea, perché l'APE social e l'APE precoce dà la possibilità alle persone di accedere alla pensione con 63 anni e se sono disoccupate, se hanno situazioni di disabilità superiore al 74%, come diceva la signora, servono 30 anni di contributi, che sono meno di 38,
o nei casi dove si svolge il lavoro usurante e gravoso 36 anni di contributi. Quindi era più utile allargare bene la platea dentro a questi due criteri, perché si dava la possibilità di andare in pensione a persone che rischiavano di trovarsi senza pensione e senza lavoro, mentre così chi si troverà senza pensione e senza lavoro continuerà a starci perché non avrà i 38 anni e quindi non ci andrà, perché la soglia invece dell'APE era più bassa, e c'è il rischio che vadano fuori dal mercato, dal lavoro, persone che comunque potrebbero starci, tanto è vero che ci sono tutta una serie di preoccupazioni che vengono espresse dalle attività che si svolgono nel pubblico, perché rischiano di venire fuori medici e tutto quello che ci va dietro, che magari dei 38 anni non ne hanno neanche 38 di lavoro, ne hanno meno perché hanno riscattato la laurea. Certo. Quindi andiamo in qualche modo a dare risposte a chi ha meno problemi di pressione sul lavoro che svolgono, con il rischio che poi una parte di queste persone escano dal sistema pubblico e vadano a lavorare nel privato. Penso ai medici, che certo. già succede. Allora, ci fermiamo un minuto, pubblicità e poi torniamo. Quindi dobbiamo dire opzione donna, Ape Social più o meno abbiamo già detto. Con questa cosa dei 38 e dei 62, se non viene armonizzato con l'Ape Social, c'è il rischio che alla fine non sia più una libertà della persona che voglia andarci, ma diventi uno strumento delle imprese per mandare fuori le persone che hanno 38 anni e 62 di contributi, anche per liberarsene, diciamo, anche quando questi vorrebbero continuare a lavorare. Chiaro. Tra pochissimo. C'è una cosa che non so se hai... Tra poco. Allora, torniamo in diretta, finanziaria e pensioni, 04221626 vi faccio vedere quello che citava inizio trasmissione Paolino Barbiero, poi Luisa e Ivana, magari arriviamo alla opzione donna perché so che interessa molto anche alle nostre telespettatrici. Eccolo qua, l'ecotassa, si parla addirittura di 3.000 euro, insomma, no? per i nuovi diesel in vendita da nuovo. Arriva l'ecotassa sulle auto non elettriche per una Panda fino a 400 euro in più, il diesel fino a quando si potrà circolare, più tasse sulle auto meno ecologiche e sgravi per le elettriche, i costruttori insorgono, così si ferma il mercato. E questo è un sistema, inevitabilmente, forse per spingere più l'elettrico rispetto dell'ambiente, però in questa maniera ha un effetto immediato e dirompente sul mercato, come abbiamo sentito. Opzione donna, cosa diciamo? Luisa, Ivana, chi ci dice? Opzione donna, è quella forma di pensionamento che è a partire dal 2015 era stata permessa. Adesso pare che la prorogano e quindi ci sarà l'opportunità, però parlo sempre al condizionale perché questo è sempre legato a quello che sarà la finanziaria che poi si vedrà. Quindi ci sarà sempre il 35 anni di contributi e il limite d'età che sono i 57 per lavoratrici dipendenti e 58 per lavoratrici autonome. Però voglio sempre ricordare che optando per questa forma di pensionamento si deve accettare il discorso che il calcolo verrà fatto esclusivamente contributivo e quindi però questi sono quei casi per cui ogni donna dovrà pensare, perché eventualmente è lungo il tempo per arrivare a eventualmente una pensione di vecchiaia o una pensione contributiva, perché si allungano i tempi, quindi è un po' da valutare quali sono le convenienze, ma questo chiaramente è molto personale. Ivana, adesso aggiungiamo qualcosa, prima sentiamo la telefonata, vediamo se c'è un'altra segnalazione. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, mi sentite? prego. Certo. Bene, allora io volevo fare solo una piccola premessa, velocissima. Allora, io non sono mai stata d'accordo, ho 70 anni, non sono mai stata d'accordo con le baby pensioni che illo tempore per le donne statali c'erano, certo. Punto. E non sono mai stata d'accordo perché tra le donne statali e le donne che facevano le commesse non c'era differenza, quindi doveva esserci uguale, il trattamento doveva essere uguale per tutte le donne, punto. Ora io dico, le pensioni sono cambiate
però valutiamo un attimo tutta la situazione, e una cosa che mi ha un po' impressionato e mi ha anche fatto capire delle cose, che in effetti adesso è tutto fumo meno arrosto, cioè attenti, perché adesso danno delle idee, delle novità a questi giovani. Io non discrimino i giovani hanno anche delle verità, però non dimentichiamo quello che hanno fatto i vecchi, gli errori dei vecchi, li possiamo cambiare, però non crediamo che adesso sia la panacea, perché andiamo a finire male tutti. Secondo me Simone ha detto due cose che sono pienamente condivisibili. Non implica, dopo aver vissuto il periodo della rottamazione, che cancellare una classe politica per mettere dei giovani, il fatto di essere giovani implichi necessariamente di essere più bravi. Ecco, questo è molto importante, ci vuole anche l'esperienza. No, perché scusi, sì. posso permettermi? Sì. Perché i giovani qualche volta sono anche un po' troppo superficiali e qualche volta anche supponenti. Poi questo non vuol dire che tutti sono uguali, assolutamente, però valutiamo pezzo per pezzo, e ringrazio la vostra trasmissione perché avete cambiato adesso argomento. Prima era solo la salute e adesso io sto già benino, va bene? Ok? Arrivederci. No, è che abbiamo molti approfondimenti sulla salute proprio perché sono molto attesi, insomma, e seguiti. Grazie signora, buona giornata. Allora, intanto sull'ecotassa Salvini e Di Maio pare stiano già facendo marcia indietro, no? Quindi questo, perché ride? Sì, perché bisogna fare una finanziaria, finire nei prossimi 10 giorni e fanno marcia indietro un giorno sì e l'altro anche. Cioè, alla fine ha ragione la signora. Siamo come i granchi. Come si fa a fare una scelta e poi fare marcia indietro? Perché magari sui social qualcuno ha detto guarda che non va bene. Ma insomma è vecchia arte della politica lanciarne una per poi far vedere che non si applica, per vedere la reazione. Dai, insomma, questo a proposito di esperienza. Con l'arte della politica. Ivana, cosa aggiungiamo? Ma aggiungiamo che sì, sempre tra virgolette, l'opzione donna è stata confermata, credo che è una cosa positiva, anche se sappiamo che una sceglie opzione donna perché non ce la fa più a lavorare, insomma, perché in qualche modo ci rimette. Anche prendendo dei soldini in meno, sceglie di stare a casa. Esatto, per cui ecco, mettiamo sempre tra virgolette, perché se diventa un'opzione perché non ce la fa più, va bene, pazienza, ma non è questo il modo, insomma, sappiamo che non è questo il modo. Altro? Ecco, una cosa che ci preoccupa è che stanno arrivando nelle nostre sedi richieste di persone che hanno fatto domanda di pensione già da parecchio tempo e non hanno risposta. Sappiamo che è tutto in ordine, che è a posto, che è pronta per essere accolta, però non ci sono risposte dall'INPS. Quelle di APE, non le pensioni normali. Anche le pensioni normali. Quindi pensioni normali e anche APE, e per cui ecco, di questa cosa speriamo che sia una cosa momentanea in attesa che la finanziaria faccia chiarezza. Non vorremmo che fosse collegato, ecco, al problema della finanziaria, perché questa cosa comincia un po' a preoccuparci. Non è un caso solo, c'è più di qualche caso, per cui adesso vedremo anche di sentire dall'INPS cosa sta succedendo, ecco perché non vorremmo. Insomma, hanno detto dentro Natale dovremo scoprire. Io spero che una svolta arrivi, no? Ci sono due fattori che determinano queste situazioni critiche. Il primo è che il personale INPS è ridotto e non stanno facendo concorsi per assumere, e quindi sostanzialmente la mole di lavoro che arriva presso l'INPS non è in grado di essere smaltita come avveniva tempo fa, dove una domanda di pensione nei primi 2 o 3 mesi al massimo veniva liquidata. Questo anche perché non solo sono diminuite le persone dell'INPS, perché chi va in pensione non viene diciamo, coperto con nuovi inserimenti, che tra l'altro creerebbero anche occupazione. Oltre a questo l'INPS è stato sovraccaricato di tutta una serie di attività che non c'erano qualche anno fa. Pensiamo a tutti i bonus. Tutti i bonus, bonus bebè, bonus maternità, sono tutti che passano attraverso l'INPS ed erano attività che prima non c'erano. E siccome i numeri sono sempre più consistenti, è chiaro che hai attività che si aggiunge a quella che c'era prima dentro a una situazione in cui gli organici diminuiscono progressivamente. Certo. Per cui anche qui noi delle volte evidenziamo all'INPS che ci sono delle situazioni critiche per cui prendono il personale
per risolvere quella situazione e si crea il ritardo dall'altra parte, quindi la settimana dopo c'è la gente che chiama perché dice ma come non mi arriva la NASPI perché normalmente mi arrivava Abbiamo visto il che mese per successivo. esempio per il reddito di cittadinanza quindi bisogna assumere subito 4.000 persone nei centri per l'impiego, no? Sì, Quindi... però il problema non è solo assumerle, bisogna anche formarle. Certo. Perché poi se le assumi, le metti là e non hai fatto dei percorsi di formazione per sapere come vengono fatte le pratiche, c'è il rischio che alla fine crei una ulteriore disorganizzazione sulla tensione occupazionale che c'è già pressata in questi istituti pubblici. Allora, un altro aggiornamento, poi andiamo in pubblicità. Salvini, non è il momento per tasse sull'auto, Di Maio un tavolo per migliorare i bonus. Il vice premier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza. Sarà anche l'arte della politica, poi insomma, siccome siamo a ridosso di Natale c'è il rischio che sul panettone troviamo tante di quelle sorprese che è meglio non pensarci. Esatto, allora a tra pochissimo. Ore 13, torniamo in diretta, c'è subito una telefonata in attesa, la sentiamo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Io premetto che sono un dipendente pubblico e maturerò i 42 anni e 10 mesi il 10 di gennaio 2019. Volevo chiederle, ma io quando è che potrò andare in pensione? E dopo il 10 di gennaio posso già dare le dimissioni del mio datore di lavoro? Allora, stante quello che dicono, e quindi non quello che è firmato da Mattarella, bisogna attendere 3 mesi, quindi se i 10 anni li fa al 10 di gennaio, si aggiunge 3 mesi, febbraio, marzo, aprile, va il 10 di aprile. E chiaramente deve dare le dimissioni rispetto al periodo di preavviso previsto nella sua amministrazione. Esatto. Il periodo prima. Se raggiunge i 42 anni e 10 mesi, come diceva il 10 gennaio. Che dice? Sì, allora io già dopo il 10 gennaio posso già dare le dimissioni? Non lo sappiamo, e questa è la verità. Cioè, quanto ha di preavviso? 1 mese, 2 mesi? 2 mesi. Le può dare dal 10 di febbraio. Dal 10 di febbraio? Perché sono 3 mesi, quindi dal 10 di febbraio le può dare anche prima, ma al massimo entro il 10 febbraio li deve dare. Fermo restando che la norma venga firmata e il decreto e la finanziaria... Cioè qual è il problema? Esatto, che devono decidere cosa c'è in questa manovra finanziaria, che ci sia anche quanto stanno dicendo, quanto abbiamo commentato e letto stamattina. Perché se la finestra invece di 3 mesi alla fine 5, diventa 5... perché rischia magari che diventi 6, no? Come dicevamo poco fa. Ecco, questo è, però bisogna che lei capisca un po' in queste settimane che succede. L'ultima domanda per cortesia. Sì. Il TFR dopo quanto tempo è che dovrebbero darmelo? Lei è dipendente pubblico o privato? Pubblico. Pubblico? Beh, il TFS si chiama, non il TFR. Glielo danno con le norme... Le danno con le norme previste ormai da tempo, cioè dopo 2 anni, adesso non ricordo precisamente quant'è, ma c'è un periodo lungo, quello è rimasto invariato, non è cambiato. Dopo 2 anni allora? Sì. Bene? Va bene, grazie. Grazie a lei, buongiorno, buona giornata. Dunque, avevamo seguito anticipato anche l'altro giorno l'iniziativa sulle case di riposo, no? Che abbiamo seguito nei nostri telegiornali. Cosa succede? Sì, sulle case di riposo succede questo, che le persone che ci vanno, sia che abbiano un'impegnativa, quindi una parte di copertura da parte economica da parte della regione, sia che paghino tutta la retta intera perché non hanno l'impegnativa, hanno la possibilità di detrarre o dedurre la cosiddetta quota sanitaria. Siccome noi abbiamo fatto il giro di tutte le 54 case di riposo in provincia di Treviso, abbiamo visto che sostanzialmente ogni casa di riposo individua modalità diverse, a seconda di come è organizzata, per comunicare alla fine dell'anno, non all'inizio, qual è la possibilità di deduzione della retta. E su questo abbiamo visto che, fatto 100 di retta complessiva su base annua, ci sono case di riposo dove detraggono il 10% del valore, ma ci sono case di riposo dove detraggono addirittura il 60% del valore. E in mezzo ci stanno tutte le altre. Ma allora uno dice, se la casa di riposo deve essere accreditata in regione, gli standard del servizio sono stabiliti dalla regione, che c'è un rapporto di infermieri e di persone che fanno attività sanitaria
in ragione dei coefficienti che la Regione mette. La Regione mette anche l'impegnativa, perché non si fa una cosa molto semplice come è già stata fatta per esempio in Emilia Romagna, dove la Regione assieme alla Guardia di Finanza, la Regione assieme all'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la quota sanitaria che si può detrarre è il 50% della retta, cosa molto semplice, uno lo sa all'inizio dell'anno, sa quanto detrae in ragione della retta e può anche essere una possibilità di scelta in più per valutare in quale casa di riposo andare. Su questo noi abbiamo fatto una nota molto sintetica di 3 paginette, l'abbiamo portato in Regione e gli abbiamo detto che nel frattempo che arrivino a fare l'autonomia sulle 23 materie, questa è una cosa che si può fare in 10 minuti e dà una risposta a 35.000 persone e alle famiglie che seguono queste persone in casa di riposo. L'assessore sociale vi ha detto qualcosa? L'assessore sociale ha detto bene, faremo uno studio, era la Lanzarima, adesso è anche Lanzarima, anche a Zaia, abbiamo sollecitato questa misura che è una misura di buon senso e a questo punto abbiamo detto se la fate voi come Regione entro la fine dell'anno, bene, siccome noi se non lo fate non è che staremo fermi, a gennaio facciamo le assemblee di tesseramento in tutti i comuni, ci metteremo a raccogliere firme, non solo, andremo a raccogliere firme anche in casa di riposo, perché riteniamo che questa cosa sia iniqua, ingiusta e se vogliono, se la politica vuole, ci mette 3 minuti a sistemare questa roba. Chiaro. Ivana, cosa ci siamo dimenticati in chiusura? Cosa diciamo poi ancora? Ma noi siamo sempre molto attenti a queste cose qua. Con le case di riposo, ecco, a noi ci stanno particolarmente a cuore i pazienti, il loro trattamento, la situazione in generale. Noi facciamo anche degli incontri con le case di riposo e le teniamo monitorate, quindi sì, ci sono cose che non vanno, oppure ecco, come questa cosa qua delle detrazioni, ecco, noi siamo qui anche per dare informazioni e per aiutare anche le persone, venite nelle sedi e facciamo l'appello come sempre per aiutare le persone anche ad affrontare eventuali problematiche. Luisa? Sempre vorrei aggiungere questo sul lavoro che è stato fatto, appunto che ci sono, ogni 100 trevigiani, 8 anziani vivono soli, in prevalenza sono donne, quindi sono persone che sono anche più a rischio di infortuni domestici e quant'altro, quindi è un problema insomma, a cui bisogna pensare, perché bisognerà dare risposte anche a queste situazioni. Niente, questo volevo aggiungere. Dunque, per quanto riguarda l'opzione donna, che dicevamo prima, è APE sociale, in scadenza 31 dicembre 2018, la partita non sembra ancora essere chiusa, il governo conferma l'intenzione di voler prorogare le misure, come dicevamo appunto durante questa trasmissione, le 2 opzioni sono ancora in campo, fa sapere il sottosegretario, nulla è ancora deciso poiché entrambe potrebbero arrivare con un emendamento alla manovra in discussione, cioè queste ore proposta quindi dalle parti politiche. Come dicono di voler fare un emendamento anche su quota 100, però siccome le 2 misure che hanno soglie diverse rischiano di creare più confusione rispetto alla necessità di fare chiarezza sul sistema di uscita anticipato per le situazioni di persone in disagio, senza lavoro e quant'altro. Allora, anche qui bisognerebbe avere l'accortezza di fare quello che questo governo non ha fatto e che noi avevamo sollecitato appena si è insediato, ma anche quando hanno cominciato a buttare giù le linee guida della finanziaria, cioè di fare un incontro e di parlare con chi di pensioni, cioè, ha le mani in pasta tutti i giorni. Allora noi sappiamo che, se non cambiano idea, questo incontro ce l'hanno fissato per il 12. Esatto, cioè okay? una convocazione. Il punto vero è che ho l'impressione che sia un incontro dove ci vengono a dire quello che hanno fatto, perché poi il tempo materiale... Cioè, possibilità di dialogare no. Il tempo materiale poi per dire, beh insomma, quella cosa là, guarda che forse se la fai in questo modo risolvi più problemi e forse spendi anche meno, non c'è, non ne usciamo, quindi è una sorta di incontro che rischia di essere un incontro... Illustrativo, mettiamola così. Ma insomma, se ci illustrano quello che già non condividiamo, non è che facciamo tanta strada. Allora, siccome su questo governo c'è anche molta attesa e noi non vogliamo essere quelli che creano una riduzione dell'attesa, specialmente gli elettori che hanno affidato a questo governo il cambiamento devono guardare con attenzione se questo cambiamento è reale nei fatti, nelle misure che adottano oppure no.
Anche perché appunto c'è il rischio, vediamo i movimenti che sono partiti a Torino, che sono partiti a Milano, che sostanzialmente anche in Italia questo disincanto finisca come è finito quello in Francia con Macron. Cioè diciamo che ci sono più proteste, lo abbiamo letto anche dei sindaci. La battuta che vi faccio è che una parte molto consistente della rappresentazione politica dei gilet gialli in Italia è dentro il governo, quindi sono là, insomma no, perché alla fine l'antipolitica rispetto a chi è governato fino a prima adesso è diventata politica, vediamo se è capace di fare bene il suo mestiere. Noi se lo fanno siamo contenti e non è che... Il punto è che per farlo, secondo me, se ascoltassero il sindacato che sta nei luoghi di lavoro, che sta nel territorio, che si confronta con i pensionati, che sa quali sono i problemi della famiglia, forse qualche suggerimento utile glielo daremo a non fare qualche... Alla fine però arrivano uno scontro sempre col sindacato, come è stato un po' in tutti gli anni, con tutti i governi. Con gli imprenditori che già... c'è sempre stato anche lì. Anche qua, sentivo l'altra sera... Da Bianchina, che c'era Corona che diceva Bianchina, no? Bianchina noi abbiamo invece la Bianca, lui ha la Bianchina, poi arriva fuori Salvini che attacca gli industriali dicendogli avete sempre dormito, ma nessuno che gli risponda che qui a Treviso quando c'era il governo di centro-sinistra hanno fatto una manifestazione tutti gli industriali con molti sindaci della Lega e politici della Lega che gli facevano la clac. Ma allora in che mondo vivono? Quando sento dire che lui è preoccupato perché mettono il suo fantoccio, i figli vanno a scuola e dico scusa, ma quando lo facevate voi? Almeno abbiate il buon senso di stare zitti, perché se lo facevate voi e adesso siete voi nelle stesse condizioni, vi lamentate. Cioè l'imbarbarimento della politica è frutto delle scelte che hanno fatto loro, con i social, con come scrivono, con come si comportano, e invece di imbarbarire la politica bisognerebbe fare in modo che la politica facesse crescere la cultura in questo paese e che la gente capisse quali sono i problemi e non pensasse che con un tweet spariscono 10 miliardi da pagare. Allora, questo sfogo di Paolino Barbiero, in fondo è vero, l'imbarbarimento della politica c'è stato, l'abbiamo raccontato più volte anche in questi anni. Ringraziamo Ivana Francescotto, Luisa Albrollo, Paolino Barbiero e appunto di questi temi che ha appena toccato anche Barbiero discuteremo stasera alle 20:10 con il presidente di Confindustria del Veneto, Matteo Zoppas. Vi ricordo a partire dalle 18:30 i nostri telegiornali, Veneto, poi Venezia e Treviso. Grazie e buona giornata.